Francesca Bodi è la nuova presidentessa del Venezia Football Club. Raccoglie il testimone da Duncan Niederauer, il presidente di 3 promozioni in A, e annuncia con un gruppo di nuovi proprietari un finanziamento di 100 milioni di euro per tenere a lungo la squadra in Serie A. Tutta la squadra intanto si è incontrata a Forte Marghera con il sindaco Luigi Brugnaro, che le ha consegnato un leone in vetro di Murano. Venerdì alle 20:30 arriva il Palermo degli ex Inzaghi, poi Amparo e Ironen, e l'obiettivo è quello di confermarsi in testa alla classifica. C'è stata grandissima soddisfazione perché finalmente abbiamo toccato con mano quello che è stato tutto il percorso, ma c'è un ma, che è quello di domani. E quindi aver fatto tutto questo percorso per poi non raccogliere la prima posizione mi darebbe fastidio. E quindi domani c'è una partita da vincere, da portare a casa, perché vogliamo con tutte le forze mantenere questa posizione. Il Venezia ritorna in Serie A dopo aver dominato un campionato strepitoso con tantissime vittorie. Complimenti a tutti i giocatori, all'allenatore e alla dirigenza che ha saputo veramente formare una squadra incredibile. Un augurio per un campionato sfavillante di Serie A l'anno prossimo e tutti al Penzo venerdì alle 20:30 per festeggiare contro il Palermo il ritorno dei Leoni in Serie A. Come il nostro telegiornale aveva anticipato, il corteo acqueo e le celebrazioni per i festeggiamenti della promozione si terranno nel pomeriggio di sabato. Dopo la partita contro il Palermo non ci sarà dunque sul campo del Penzo nessuna premiazione della Lega di Serie B, che invece, in modo del tutto inedito, avrà luogo, dopo il corteo acqueo, direttamente dal parco di Piazza San Marco, sabato. E la premiazione sarà la stessa sia in caso di vittoria del campionato dei Lagunari che per un eventuale secondo posto.